Grazie vice direttore, siamo con Daniele Stivala, assessore regionale Veneto, al centro di un caso che ha fatto clamore nazionale. Ne abbiamo parlato già nel telegiornale di lunedì, a dire il vero, però giustamente ho richiamato l'assessore perché è stata pubblicata questa lettera di scuse sui giornali, lei ci ha anticipato i contenuti. Il caso è chiuso perché sembra che in Italia si parli solo delle offese alla Chiengio. Ahimè, tra me e la Ministra senz'altro il caso è chiuso e c'è la volontà, come lo è sempre stato da parte della Regione del Veneto, di dialogo con tutti coloro che fanno integrazione nel nostro Paese, nella nostra Regione. Non a caso, con l'assessorato che ho avuto fino ad oggi, visto che c'è stata tensione col centro-sinistra in particolare, c'è stato sempre un ottimo rapporto e un ottimo lavoro per fare ciò che serve perché lei a questa regione. Perché lei è dell'immigrazione? Sì. Dove ce l'ha o ce l'aveva? Perché sembra... Ce l'ho. Ah, quindi lei continua a essere assessore all'immigrazione? Sì. Da quel punto di vista io non ho avuto nessun tipo di problema. È ovvio che di fronte a tanta strumentalizzazione, insomma, non ci sono più parole. E perché Zaia si è arrabbiato così tanto? Insomma, il Presidente della Regione è giusto che prenda una sua posizione chiara. Ripeto, dal punto di vista istituzionale noi dobbiamo essere istituzionali. Purtroppo da questo episodio ho capito che non posso avere siti personali o quelle cose che non c'entrano nulla con l'istituzione e devo essere H24 istituzione e in qualsiasi trasmissione devo fare solo istituzione e non avere altre considerazioni o altri pensieri che possono essere dal punto di vista del partito. Intendo dire, io milito in un partito, non potrò più fare considerazioni di questo tipo. Le chiedo se la giustizia e la magistratura in Italia funzioni. Dopo 20 anni il generale Mori, che ha servito la patria, è stato assolto per la famosa trattativa Fabio Stato-mafia. L'accusa era quella di non aver arrestato Provenzano in base ai racconti di alcuni teste, chiamiamoli così. E per la Vallardo invece ci sono voluti 35 giorni per condannarla. Esiste una giustizia giusta in Italia? Ma insomma c'è molta giustizia politica, quindi ci si aspetta di tutto da un'Italia dove ormai lei sta dicendo che la giustizia è politica e quindi non è indipendente la magistratura in questo Paese? Ma lo sta dimostrando in tanti casi. Oggi leggevo che un cittadino italiano che ha dato del marocchino a un cittadino marocchino è stato condannato, invece un cittadino straniero che ha dato a un italiano di merda non è stato condannato. Cioè vedo che in questi casi sempre più ci sono pesi e misure diverse, quindi in pesi e misure diverse credo che ci sia politicizzazione o un pensiero che va in una direzione anziché un'altra. Grazie Daniele Stival, molto chiaro, linea alla redazione centrale, grazie.